Io dissi, sarà una combinazione. Io ho scritto a mio figlio un pensiero, una poesia per accorciare le distanze, perché spesso noi cadiamo in questa trappola che qualcuno ci convince che bisogna avere dei ruoli in famiglia, come se una famiglia fosse una caserma, o generale, o soldata semplice, o colonnello, o sottocolonnello, eccetera, eccetera. Ma non è vero. E non è vero quando si dice che bisogna essere duri con i figli. Se tu usi il ragionamento, l'intelligenza, il perbenismo, l'amore, il cuore, non c'è bisogno di essere duri. E se sai dire no, vuol dire che hai imparato a dire spesso sì. E allora un figlio lo può capire se tu accorci le distanze. Detto questo, siccome ci siamo parlati, il papà l'ha suggerita questa canzone, io, le generazioni in generazioni, scrissi questa poesia per mio figlio che fa così. Caro figlio mio, chiunque ti farà del male non ha diritto a cambiarti. Resta sempre come sei, passa e osserva. Non ingoiare, ma mastica e digerisci, perché sarà cibo per la tua crescita. Non ci sarà una sola età, ma ne saranno più di una. Saranno punti fermi che ti daranno nuove emozioni, ma anche delusioni. Tienilo a mente, non si potrà mai dire ora sono pronto. Credimi, io sono arrivato a 60 anni, è come se si fosse fermato il tempo. Di nuovo innamorato, di nuovo disperato, ancora a parlare di notte con un amico, con un'amica, delle mie delusioni, delle mie amarezze. Caro figlio mio, ricordati che non ci sarà mai un professore che saprà insegnarti la vita e saperla vivere, perché la vita sei tu e sarai solo tu giudice della tua vita.